Un tuffo nella natura immersi nella storia di una delle ville venete più famose al mondo, Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, rilancia e investe sul proprio parco con un progetto di rinnovamento dell'area verde. La Giunta regionale del Veneto ha approvato il testo con un protocollo d'intesa che vedrà collaborare una serie di soggetti del territorio, Università di Padova in primis. Verranno catalogate tutte le specie esistenti, le piante esistenti, quelle che sono particolarmente di particolare pregio, quindi le piante ultracentenarie, e poi ci sarà un progetto che guarda invece al futuro, dove verranno ripiantumati una certa area, diciamo, del grandissimo parco di Villa Contarini, di piante che erano autoctone e esistevano magari 50 o 100 anni fa, erano molto diffuse nella nostra pianura. Questo progetto si chiamerà Bosco ai tempi della Serenissima. Il progetto prevede, oltre allo studio dell'alberatura, una serie di interventi per garantire ai visitatori un'esperienza multisensoriale anche fra i viali del parco. L'obiettivo è coniugare il beneficio ambientale con un ritorno economico e di immagine per Piazzola sul Brenta.